Tanto tempo fa, ai margini di una foresta silenziosa, viveva un uomo di nome Giro. Un giorno trovò un piccolo tanuki intrappolato in una trappola di legno. Senza esitare, lo liberò. E il tanuki, senza dire una parola, scomparve tra gli alberi. Quella sera, tornando a casa, Giro trovò al centro della stanza un vecchio bollitore di ferro. Era logoro, eppure emanava una strana e calda presenza. E quella notte qualcosa cambiò. Dal bollitore apparve il tanuki e con un semplice gesto riempì la tavola di cibo e oro. Da quel momento la vita di Giro non fu più la stessa. La povertà svanì e ogni desiderio sembrava realizzarsi senza alcuno sforzo. Ma con il passare del tempo, anche il suo cuore iniziò a cambiare. La gratitudine si affievolì e il tanuki divenne, poco a poco, solo un mezzo per ottenere di più. Giro iniziò a chiedere sempre di più e il tanuki rimase in silenzio. Una notte, senza fare rumore, se ne andò. Il mattino seguente, tutto ciò che brillava era sparito. Al suo posto, solo foglie secche. Fu allora che Giro capì cosa aveva davvero perso. Passò del tempo e un giorno tornò nella foresta. E lì, in silenzio, incontrò di nuovo il tanuki. Questa volta non cercò oro, lo abbracciò e in quel momento capì finalmente. Il vero tesoro non era mai stato ciò che aveva ricevuto, ma ciò che aveva quasi dimenticato.